professore Iso ci ha fatto un preventivo che abbiamo deciso da poco di okaizzare. TBC alla scuola elementare di Motta di Livenza, mentre sale a 8 il numero di contagiati, 2 maestre, 6 bambini, e l'ULSS ha deliberato di sottoporre al test anche gli ex allievi ora in prima media, un gruppo di mamme e papà riuniti nel comitato genitori ha deciso di rivolgersi ad un infettivologo esterno, l'ex primario di Venezia Enzo Raise, per un consulto, come riferisce la presidente. Vogliamo un'opinione esterna perché i genitori presentano una serie di perplessità e dubbi dovuti a delle incongruenze tra quello che è stato detto dall'USL e quello che si è poi rivelato, e hanno bisogno di essere messi in una situazione di chiarezza. Il comitato sottolinea che l'intento dell'iniziativa, presa dopo un colloquio con il sindaco e la dirigenza scolastica, non vuole essere di scontro bensì collaborativo, ma la decisione non è condivisa da altri genitori. Se uno lo vuole fare, se lo fa, è libero di farlo. Nessun problema, che non lo facciano a mio nome, che non lo facciano a nome di tutta la comunità che non condivide questa posizione. Ma così ci dividiamo, per creare due fazioni, quelli che lo sostengono e quelli che non lo sostengono. È questo che vogliamo, è questo il bene dei nostri figli. Tra ansie e voglia di rassicurazioni, soprattutto pensando al bene dei bambini, mamme e papà aspettano i figli all'uscita da scuola. Non abbiamo ancora certezze di nulla, che la cosa si sia chiusa qui. E io spero veramente che adesso l'USL ci dia conferme definitive, e non so se vogliono indirizzarsi a qualche altro, al consulente o quant'altro, però sì, dobbiamo avere risposte certe. Positiva il test, sì. Abbiamo poi eseguito il controllo della radiografia. Non è successo, sì, non c'era niente di particolare, quindi il bambino è pulito, però comunque dobbiamo fare i 6 mesi di profilassi per evitare che in futuro si sviluppi il virus. Secondo me la cosa è stata gestita abbastanza bene dall'USL, ci hanno sempre tenuto al corrente. Mi sarebbe piaciuto che la cosa fosse venuta fuori subito al momento in cui è venuto fuori il caso del bambino. Noi l'abbiamo saputo il giorno prima che i nostri bambini, che fanno parte della classe che collabora spesso con quella interessata, gli fosse esteso il test anche a loro, ma vabbè. Confido che facciano il loro mestiere, lo facciano bene. Ci hanno fatto capire, hanno fatto i test, mio figlio per esempio è negativo, però bisogna vedere perché sono 20 bambini esito positivo. Per cui c'è ancora preoccupazione. Paura c'è, come c'è preoccupazione? Tubercolosi non è... e sono 400 bambini.